10 panetti di hashish, 1 chilo di droga in tutto, con una scritta marchiata a fuoco Messi, come il calciatore campione del Barcellona, e 4 volte pallone d'oro. Questo quanto hanno sequestrato i carabinieri ad un marocchino clandestino di 31 anni, residente a Fregona con la sorella, arrestato nella serata di mercoledì dai carabinieri di Vittorio Veneto. Lo straniero, secondo le indagini coordinate dal maresciallo Mauro Witt, smerciava l'hashish Messi a giovani e giovanissimi nei pressi di un bar della zona del Meschio. Sì, è uno dei più grossi sequestri fatti negli ultimi anni dalla compagnia di Vittorio Veneto, circa 1 chilo di stupefacente del tipo hashish, che è destinato sicuramente ai giovani tossicodipendenti del posto. No, non aveva mai avuto precedenti del genere e adesso questo grosso sequestro ci porta a pensare che l'attività investigativa sicuramente si deve rivolgere ai canali di approvvigionamento. Diciamo che l'hashish assieme alla marijuana è una componente molto diffusa nei giovani e sono 2 tipi di droga che nei giovani trovano sicuramente un mercato fiorente.